Primo servizio sulle varie archeologie industriali e non che abbiamo in Polesine. Abbiamo cominciato con l'archeologia industriale per eccellenza, che è la centrale di Polesine Camerini. Sono qua con Renzo Padovan, che di questa centrale è stato uno dei dirigenti più importanti. Lei che mansione aveva? Era un quadro responsabile dell'esercizio della centrale, e questa era la più grande centrale italiana prima che fosse costruito Tor Valdariga Nord e Brindisi Sud, insomma. E quanti ettari occupava la centrale? La centrale è insediata su 200 ettari di territorio che prima della costruzione della centrale era valle, era terreno abbandonato, demaniale, e poi è diventata proprietà della regione, la quale ha ceduto all'Enel il terreno sul quale ha costruito questa centrale. È stata concepita dopo le alluvioni che Porto Tolle ha subito come intervento dello Stato, un po' per frenare l'immigrazione, che era ormai diventata un problema, per dare sbocco all'occupazione locale, creare occasioni di lavoro e nello stesso tempo dare una risposta alle esigenze di energia che il paese in quel momento aveva estremo bisogno. Stanno smantellando, però c'è un'azienda che smantella in funzione della vendita del materiale, o sbaglio? Quindi i tempi saranno molto lunghi. Sì, è un'azienda che sta smantellando la centrale in attesa di trovare un'altra destinazione al sito, che è in corso una procedura di affidamento, di assegnazione, di cessione, diciamo, della località, e sta smontando gradualmente, recuperando il materiale e pagandosi le proprie attività attraverso la cessione del materiale recuperato, che è materiale pregiato, ferro, rame, alluminio. La chiusura della centrale è stata una cosa strategica, politica, o era giusto chiuderla perché magari era obsoleta, non rappresentava più le esigenze del momento? Era una centrale che aveva, dalla sua messa in servizio, che è venuta attorno a fine degli anni 70, aveva ancora potenzialmente la possibilità di essere mantenuta in esercizio per diversi anni, ma la strategia del cambio dei combustibili e delle fonti energetiche, anche per la riduzione delle emissioni, ha portato a una decisione di chiusura, che l'innovazione derivante da energie rinnovabili ha compensato in maniera notevole, diciamo, quella che era il fabbisogno della domanda energetica. E questa è stata concepita fine anni 60, dal punto di vista tecnologico era all'avanguardia, sia come macchinari, non solo per la dimensione e la potenza, diciamo, ma anche per la strumentazione, la supervisione, l'automazione, e per quanto riguarda il petrolio, perché questa è una centrale a nafta pesante, penso che in Italia ormai ne siano rimaste molto poche. Quanto ha inciso l'impiego di tante persone sulla chiusura di un occhio da parte di tutti, anche della popolazione, su un effettivo inquinamento che questa centrale ha portato? La centrale è stata oggetto di parecchie indagini, parecchie denunce, parecchi processi che poi alla fine non hanno stabilito o determinato che vi siano stati, diciamo, effetti collaterali tali da giustificarli anche in certi casi. Pertanto sono conclusi alcuni in prescrizione, alcuni reati almeno contestati, anche perché è vero che ha creato benessere, ha creato occupazione, ha creato, diciamo così, una modifica anche delle caratteristiche dell'economia del luogo, però per contro vi erano la pesca e l'agricoltura che ritenevano di essere state penalizzate e che pertanto hanno fatto in modo di tutelarsi e difendersi. Non credo che l'atteggiamento sia stato acquiescente rispetto, diciamo così, alla presenza della centrale. Per il territorio di Porto Tolle e di tutto il delta, la presenza della centrale è stato un evento positivo e negativo nello stesso tempo, che andrebbe, diciamo così, ricordato, conservato,
conservando tutti gli elementi che hanno portato alla decisione, cioè tutte le battaglie che è stato fatto sul territorio prima della costruzione, durante e anche successivamente, tutti i conflitti sociali anche insorti e tutte le esperienze che questa centrale ha determinato, che è patrimonio, insomma, della nostra cultura. E in pensione quanto le mancano quegli anni? 34 anni in Enel e in particolare a Porto Tolle. 34 all'Enel, poi prima di andare all'Enel avevo fatto altre attività, avevo insegnato, adesso è un po' di anni che sono in pensione. Mi mancano, come penso che a qualsiasi manchi una parte della propria vita, anche perché la vecchiaia insomma, avanza, e pensare, insomma, quando ero giovane, se farei il cambio ritornerei indietro.